La conta sembra essere senza fine. Decine e decine di colpi, furti o tentati furti in casa, assalti ai bancomat, rapine in banche, negozi e supermercati. Il territorio martoriato è quello del Bassanese, che in queste settimane è stato preso di mira senza soluzione di continuità da malviventi che riescono sempre a fuggire. Spesso agiscono in gruppo, talvolta si tratta di ladri solitari. Cassola, Mussolente, Tezze sul Brenta, Nove, Rossano Veneto sommano ormai decine di casi in una geografia della cronaca che continua a spaventare. Sono una ventina i colpi solo a Colceresa, da dove arriva la documentazione di un'intrusione praticamente indiretta. Quando i malviventi arrivano è la telecamera posizionata nel giardino che li riprende, mentre il proprietario vede dall'interno quello che succede. Sono in 4, tutti incappucciati e col volto coperto, controllano i dintorni, le finestre, cercano di capire se all'interno possa esserci qualcuno. Non sono ancora le 19:30, ora di cena per molti, e in quel momento in casa ci sono 4 persone. Della presenza di qualcuno all'interno i ladri se ne sono evidentemente accorti, controllano anche la veranda e poi tornano sui loro passi. L'ultimo atto, forse, per prepararsi di nuovo il terreno è mettere mano alla telecamera e modificare l'inquadratura. In questo caso la videosorveglianza, le luci accese e il fatto che l'abitazione non fosse vuota hanno evitato il peggio, ma i timori rimangono diffusi tra i cittadini e tra i sindaci. Le raccomandazioni sono sempre di avvisare il 112 in caso di rumori sospetti o situazioni anomale, ma le forze dell'ordine non sembrano ad oggi sufficienti per contrastare il fenomeno. Anche nei comuni dove ancora non si sono verificati episodi criminosi, l'attenzione rimane alta. Qualche segnalazione comincia ad arrivare e l'inverno non è ancora iniziato.